tante altre idee ingenue hanno poi fatto strada. L'ingenuità è forse una forza della È una storia. forza. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta. Diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, come un solo uomo, anche se siamo in due. Sono le 7:34, è tardissimo, ma abbiamo avuto il temporale che ha distrutto praticamente la sede della radio, ha sguarato i microfoni, ha spaccato via tutto. Ciò nonostante andiamo in onda lo stesso, imperturbatamente, giovedì 29 giugno, 7:34, radiolibertà.net, e poi se vi va di vedere che cosa diavolo va in onda a Radio Libertà, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate tutto quanto. Oggi alle 12 c'è anche un'anticipazione, uno speciale molto interessante per chi ha seguito la vicenda della strage di Erba, curato da Edoardo Montolli e che trovate anche sul suo sito frontedelblog.it. Lo manderemo in onda anche qui, naturalmente, per chi può seguirlo a quell'ora alle 12, oppure potete andare sul sito di Edoardo Montolli. Ci sono aggiornamenti su alcuni aspetti mai considerati in quella eterna e non conclusa vicenda. Intanto abbiamo la prima pagina dell'ANSA sotto gli occhi. 17enne uccisa a Roma, fermato un coetaneo. L'orrore nella capitale d'Italia. È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio un 17enne originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea, poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle di Roma. Il fermo dovrà essere convalidato. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in questura. La macabra scoperta ieri nel quartiere dove è stato ritrovato il cadavere della 17enne, appunto nel carrello della spesa, accanto a un cassonetto dell'immondizia, quartiere Primavalle. Il secondo titolo dell'agenzia ANSA sull'arresto del generale russo Sergei Surovikin lo riferisce il Moscow Times. Putin intanto ha lasciato Mosca per un viaggio nella Repubblica Caucasica del Dagestan. Il terzo titolo ci riporta il caso Santanchè, un ok del governo a un ordine del giorno del PD è il caso della giornata di ieri in Parlamento e non solo. Si impegna il governo con questo ordine del giorno presentato dal Partito Democratico a punire l'uso fraudolento della cassa integrazione Covid, citando il caso Visibilia. La replica della ministra del Turismo: hanno fatto bene, sono d'accordo. Fonti di governo esprimono massima fiducia in Santanchè. Giorgia Meloni ha detto stop polemiche sul MES, ora l'interesse dell'Italia, siamo liberi di criticare la Banca Centrale Europea. L'aumento dei tassi può provocare più danni dell'inflazione, ha detto Giorgia Meloni. Non governo guardando ai sondaggi, ma ai dati economici. Mentre secondo Ellis Line sul MES Meloni mette in imbarazzo l'Italia. Ha vinto 500 euro al Gratta e Vinci, ma è mezzo milione. Ho vinto, anzi lui era convinto di aver vinto 500 euro, era mezzo milione di euro in un bar di un centro commerciale in Ciociaria. Fortunato lui. L'Euro Under 21, la Norvegia batte l'Italia 1-0, gli azzurrini eliminati. E poi il Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per le dichiarazioni su Carola Rackete ritenute insindacabili, colei che portava immigrati in Italia. Il legale della comandante ha detto che il Parlamento ha ritenuto espressioni come zecca tedesca un'opinione, la sbruffoncella la fuorilegge. Figuriamoci che problema per la libertà di espressione in Italia. Per fortuna è stata tutelata un minimo. Bimba precipitata dal balcone, un ergastolo per omicidio. L'imputato aveva una relazione con la madre della piccola a Torino in Piemonte. Invece, adesso un attimo che torniamo indietro perché ci siamo inopinatamente persi nel classico bicchiere d'acqua. Eccoci qua, dicevamo, per quanto concerne ancora la prima pagina dell'agenzia ANSA, le parole di Alessandra Mussolini
In Unione Europea bisogna registrare i figli di ogni tipo di famiglia. L'esponente di Forza Italia ha presentato un emendamento alla relazione del Parlamento Europeo sui diritti umani. La flat tax per le partite IVA, arrivano le indicazioni, si applica il 15% sulla differenza tra i redditi 2023 e 2020-22. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Siena, gente in strada, danni al battistero di Siena. E poi ancora un'altra orsa inseguita da un'auto a Roccaraso insieme al suo cucciolo. Un automobilista filma la scena e la posta ovviamente sui social media, su internet. L'orso spaventato. Purtroppo non ha avuto modo di dire la sua rispetto a questo deficiente. Mentre nuovo codice della strada, una rivoluzione per le multe per gli autovelox, l'abbiamo visto ieri, e poi i resti del Titan riportati a terra dagli abissi dell'Atlantico. Per la luce 1.150 euro all'anno in più, la spesa di una famiglia tipo. La bolletta sale dello 0,4% nel terzo trimestre, secondo l'autorità di settore, l'ARERA. Il mercato non ha ancora trovato la normalità. E poi manifestazione autorizzata dalla polizia, un uomo brucia il Corano a Stoccolma. Arrestato, l'ira della Turchia. È inaccettabile, la Svezia non lo tolleri se vuole entrare nell'alleanza atlantica. Una nuova terapia anticolesterolo che riduce il rischio di infarto a base di acido bempedoico, alternativa alle statine. La questione riguarda non poche persone, anzi moltissime. L'acido bempedoico, alternativo alle statine, può diminuire il colesterolo. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Una gaffa, l'ennesima, di Biden su Putin. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: Putin sta perdendo la guerra in Iraq. Questo è proprio andato, ragazzi, e il problema è che non governa la Repubblica del Bingo Bongo, ma gli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha confuso l'Ucraina con l'Iraq. Putin sta perdendo la guerra in Iraq, ha detto Joe Biden, presidente purtroppo degli Stati Uniti, che è inciampato in geografia quando ha dovuto rispondere a una domanda su Vladimir Putin. Biden ritiene che il presidente della Russia sia stato assolutamente indebolito dalla tentata ribellione di Wagner. E per fortuna non l'ha confuso col musicista, col compositore tedesco. Comunque ha ritenuto Biden che il presidente della Russia sia stato assolutamente indebolito dalla tentata ribellione della Wagner di Prigozhin, ma nel valutare le conseguenze di questa vicenda sul conflitto ha confuso l'Ucraina con l'Iraq. Difficile dirlo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, sta perdendo la guerra in patria, è diventato un paria nel mondo. Ha detto Biden, confondendo il conflitto in Ucraina con quello condotto dagli Stati Uniti contro l'Iraq a partire dal 2003. Non si tratta solo della NATO, solo dell'Unione Europea, ma anche del Giappone, ha detto Biden, riferendosi alla coalizione che sta difendendo l'Ucraina o l'Iraq che sia dall'invasione di Putin. Putin ha invaso l'Iraq, come tutti sanno. Insomma, siamo messi veramente bene. Mentre a proposito di Stati Uniti, sapevano della rivolta di Prigozhin e Surovikin, alto generale, detto cos'era Armageddon, finisce in arresto. Putin perde un altro vincente. Lo racconta Gian Calessin sul giornale di oggi. Se la brigata Wagner di Yevgeny Prigozhin è la sola unità militare russa che ha riportato una serie di vittorie sui fronti del Donbass, Sergei Surovikin, alias generale Armageddon, come era stato ribattezzato per significare la sua terribilità, è l'unico fra i comandanti dell'operazione speciale ad aver dimostrato una visione strategica e una capacità di prevedere gli sviluppi della guerra. Queste capacità rischiano però di rivoltarglisi contro e farlo finire nella lista nera degli alleati di Prigozhin. Una lista nera, scrive Gian Calessin stamani sul giornale, che potrebbe aver già portato al suo arresto, stando ad alcune voci circolate ieri e secondo quanto riportato dal Moscow Times, che citava due fonti vicine al Ministero della Difesa. Partiamo dalle poche certezze. I primi a disegnare un punto di domanda sulla testa del generale Surovikin, ipotizzando un suo ruolo nella rivolta di Prigozhin, sono gli 007 statunitensi. Le prime soffiate, rilanciate ieri dal New York Times, fanno capire che il generale Surovikin
conosceva in anticipo i piani della ribellione di Prigozhin contro i vertici militari russi. La stessa fonte precisa però che l'intelligence statunitense sta ancora cercando di capire se l'ex comandante delle operazioni in Ucraina abbia collaborato con Prigozhin. Questo è il segreto di Pulcinella, scrive Michalessin. Per capirlo basta spulciare i canali Telegram e riguardare il discorso di venerdì con cui Surovikin invita le truppe russe a mantenere le posizioni e a non unirsi alla rivolta. Vi invito a fermarvi. Il nemico, ripete il generale, aspetta solo di veder peggiorare la situazione politica del paese. Con le sue parole, più che un incitamento alla rivolta di Prigozhin, sembrano un invito a fermarla e, visti i precedenti legami tra Prigozhin e il generale Surovikin, anche immaginare che Surovikin potesse conoscere le mosse non sarebbe poi così sorprendente. Vicino alla Wagner fin da quando guidava il contingente russo in Siria, Surovikin era stato nominato comandante delle operazioni in Ucraina a ottobre. Fresco di nomina, aveva risposto con un secco no a quanti da Cremlino e Ministero della Difesa pretendevano un'immediata risposta, un'operazione impossibile per un esercito russo forte allora di appena 150.000 uomini disseminati su oltre 1.000 chilometri di linee. Era stato nominato dopo le controffensive ucraine di Kharkiv e Liman e si chiedeva un'azione che era impossibile all'epoca. Forte delle sue ragioni, Surovikin aveva preteso invece la mobilitazione di 300.000 uomini, le risorse per la costruzione di linee difensive, la ritirata da Kherson, impossibile da tenere, e la moltiplicazione degli attacchi alle infrastrutture strategiche ucraine, inspiegabilmente risparmiate dai missili russi fino ad allora. Il tutto mentre affidava a Prigozhin il compito di tenere impegnati gli ucraini sul fronte di Bakhmut. Ma quei meriti, da cui dipende oggi la tenuta del fronte russo, non sono bastati a evitare che a gennaio Putin accettasse la rimozione di Surovikin e trasferisse il comando delle operazioni speciali nelle mani del capo di Stato Maggiore Gerasimov. A moltiplicare i sospetti su Surovikin c'è l'aggravante di essere rimasto referente della Wagner all'interno della difesa. Ma tra questo e sostenere che abbia approvato la rivolta di Prigozhin ce ne passa. Alla fine, conclude Michalessin, indicarlo come complice o talpa della fallita insurrezione potrebbe far comodo all'intelligence statunitense, ma anche agli attuali vertici della difesa russa. Inserendolo nella lista dei cospiratori, gli 007 americani potrebbero ottenere la delegittimazione e la messa fuori gioco dell'unico generale russo all'altezza dei propri compiti, cioè appunto lui, Surovikin. Shoigu, Gerasimov e tutti coloro che sul versante russo vedono in Surovikin un pericolo, potrebbero al contrario essere felici di accettare i suggerimenti d'oltreoceano e liberarsi non solo di Prigozhin, ma anche dell'ingombrante Surovikin, il generale Armageddon, scrive Gian Michalessin. Dalla Russia a Parigi, ieri una giornata nella quale, anzi sono un paio di giorni, è riesplosa la rabbia nelle banlieue parigine. La polizia ha ucciso un 17enne, scontri e arresti, lo racconta anche il quotidiano Avvenire. Prendiamo una cronaca su tutte, quella appunto di Daniele Zappalà per Avvenire da Parigi. Durante un controllo stradale a Nanterre, un agente ha puntato l'arma contro un ragazzo al volante e ha sparato a bruciapelo. Il presidente Macron ha definito il fatto inspiegabile, ingiustificabile. Durante il controllo stradale effettuato da due poliziotti motociclisti, la pistola puntata contro il finestrino e poi quando il SUV giallo riparte, violando l'ALT, lo sparo a bruciapelo contro Nael, 17enne al volante, centrato al petto, morto poco dopo. Una scena che sembrerebbe giunta dagli Stati Uniti, occorsa invece martedì su un viale a ridosso dei grattacieli della Défense, non lontano da Parigi. Sono le immagini che indignano la Francia dopo essere state captate da un testimone a Nanterre, così come una frase appena udibile, terribile: tu finisci con una pallottola in testa. Al contempo immagini tanto temute come detonatore potenziale di un effetto Zied e Bouna, dal nome dei due adolescenti il cui dramma fu all'origine dell'autunno 2005 e dei roghi giovanili nelle banlieue. Ieri, mentre proseguiva l'inchiesta per omicidio volontario nei confronti del poliziotto in stato d'arresto, le autorità hanno cercato in ogni modo di smontare il clima di tensione. Dopo una prima nottata
con decine di roghi d'auto e edifici pubblici, scontri, violenze, arresti, che da Nanterre si è propagata in altri comuni della banlieue parigina, fino a Clichy-sur-Bois, quest'ultima epicentro proprio dell'autunno 2005. Per tentare di evitare nuove esplosioni incontrollabili sono stati schierati ieri, nella stessa cintura di comuni, ben 2000 agenti di rinforzo. In giornata la Premier Elisabeth Borne ha additato un controllo di polizia che non sembra manifestamente conforme alle regole. Il presidente Macron, per ironia della sorte, ha vissuto la crisi durante una trasferta a Marsiglia per annunci su come combattere il degrado urbano e la violenza. Macron ha parlato di un dramma inspiegabile, ingiustificabile, auspicando che non ci siano strumentalizzazioni e la giustizia faccia il suo lavoro in fretta. Nelle stesse ore tanti gli appelli alla calma, prima di un minuto di silenzio all'Assemblea nazionale. Ma la leader ultranazionalista Marine Le Pen ha contrattaccato, giudicando irresponsabili le frasi di Macron. Ad accrescere la rabbia, la prima versione dei fatti diramata dalle TV, basandosi su fonti di polizia che accreditavano la legittima difesa del poliziotto. Una versione sbriciolata poi dalle immagini. Anche per questo sono usciti allo scoperto anche star dello sport e dello spettacolo. Tornando invece all'Italia in relazione all'Europa, vi segnalo un articolo di Federico Punzi, primo stop al Green Deal, ma serve chiarezza per un'alternativa in Europa. È ancora lungo e incerto il percorso verso l'alleanza fra il Partito Popolare Europeo e i conservatori di Giorgia Meloni. Niente giochetti, Weber decida prima delle elezioni europee con chi allearsi. Questo ha a che fare con, da una parte, le normative appunto verdi dell'Unione Europea e dall'altra le alleanze del principale partito italiano, quello di Giorgia Meloni, e dei suoi conservatori europei con il Partito Popolare Europeo. Intanto una notizia anche da Asia News. La denuncia viene da Tokyo. Le centrali nucleari cinesi scaricano già acque più radioattive di Fukushima, sostiene Tokyo, appunto, cioè il Giappone. Contro le critiche cinesi, il governo giapponese sta facendo circolare un documento che parla di livello di trizio 6 volte e mezzo superiore rispetto ai tetti fissati dalle autorità internazionali. Atteso nei prossimi giorni un incontro con il direttore generale dell'AIEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, sullo sversamento che per Kishida deve partire entro l'estate. Insomma, le centrali nucleari cinesi rilasciano già oggi nell'oceano, senza alcuna supervisione, acque contaminate da sostanze radioattive con livelli, attenzione, 6 volte e mezzo maggiori rispetto a quelli al centro delle discussioni intorno alla centrale di Fukushima, sostiene il governo giapponese in reazione alle critiche della Cina sullo sversamento pianificato da Tokyo. Il governo giapponese, scrive Asia News, ha da tempo annunciato l'intenzione di iniziare quest'estate la procedura del rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque di raffreddamento dell'impianto nucleare di Fukushima al centro della triplice catastrofe del 2011. Il 4 luglio il primo ministro Fumio Kishida dovrebbe incontrare il direttore generale dell'Agenzia Atomica Internazionale dell'ONU, la AIEA, Rafael Grossi, che gli presenterà una bozza del rapporto preparato sulla vicenda dagli esperti dell'ONU. Il Giappone ha cercato in questi mesi di vincere le reazioni della Corea del Sud, dove l'opinione pubblica è fortemente preoccupata dalle conseguenze dello sversamento di queste acque, in particolare sulla pesca. A una delegazione della Corea del Sud è stato permesso di visitare l'impianto di Fukushima per raccogliere informazioni sulle modalità previste per lo sversamento. Nel frattempo, però, particolarmente attivo nella mobilitazione contro il rilascio delle acque utilizzate per raffreddare Fukushima, si sta rivelando il governo cinese, con un'ampia cassa di risonanza dei media di Stato cinesi. L'accusa che la mossa di Tokyo possa provocare gravi danni all'ambiente è stata ribadita negli ultimi 3 mesi da 3 alti funzionari cinesi. Non è difficile constatare la coincidenza con i toni sempre più accesi del confronto col Giappone rispetto al contenimento dell'espansionismo cinese nel Mar Cinese meridionale. E in questo quadro si inserisce la campagna di controinformazione di Tokyo. Secondo i dati citati dal documento giapponese, nel 2020 nella centrale nucleare Kinshan 3, provincia dello Zhejiang, è stata rilasciata acqua contenente 143 trilioni di becquerel di trizio.
Nel 21 l'acqua contenente 112 trilioni di becquerel è stata rilasciata dalla centrale nucleare di Yangjiang nella provincia del Guangdong. 102 trilioni di becquerel dalla centrale di Ningde, provincia di Fujian. 90 trilioni di becquerel dalla centrale nucleare di Hongyan-Hie, nella provincia del Liaoning. Sintesi. La Cina sta inquinando 6 volte e mezzo di più rispetto a quello che ha fatto Fukushima, nel silenzio praticamente di tutti. La società giapponese che gestisce l'impianto di Fukushima, la TEPCO, prevede di limitare invece il livello annuale di trizio rilasciato dall'impianto di Fukushima a 22.000 miliardi di becquerel, sostenendo che con queste quantità i livelli di trizio nel mare dopo il rilascio resteranno molto inferiori rispetto agli standard stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, le centrali cinesi scaricano acque più radioattive in mare, nell'oceano, più radioattive di quelle di Fukushima. Chi siamo invece, si chiedono i tedeschi, per rimanere alla pagina degli esteri, e il pezzo è firmato da Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi. Perché chi siamo? Perché in Germania 1/3 dei cittadini ha origini straniere. A lungo hanno esitato a creare una nazione, scrive Giardina. Subito dopo hanno voluto conquistare il mondo. Alla Bundeskunsthalle di Bonn si è aperta una mostra fino all'8 ottobre sui tedeschi. Tema: chi siamo realmente? Se lo continuano a chiedere senza mai trovare una risposta, ma c'è un passo avanti. Il titolo è Wer wir sind, chi siamo, per la prima volta senza punto interrogativo. È un passo avanti, anche se, scrive Giardina, dubito che venga data una risposta esauriente. Noi italiani siamo diversi, da Marsala a Trento, parliamo dialetti che sono spesso incomprensibili, il sardo e il siciliano sono delle lingue, anche il friulano. Camilleri ai suoi protagonisti fa parlare un siciliano soft, altrimenti anch'io, che sono siciliano, avrei problemi a capire montalbano. Eppure non abbiamo dubbi sulla nostra identità, come francesi, spagnoli, portoghesi, perfino gli austriaci, in questo più sicuri dei cugini tedeschi. Non hanno dubbi neanche gli svizzeri, anche se parlano 3 lingue nazionali, tedesco, francese e italiano. In Germania gli abitanti sono aumentati di 1 milione in un anno, siamo oltre gli 84 milioni. Grazie all'immigrazione. 14 milioni sono gli stranieri e almeno 1/3 dei tedeschi ha radici straniere. A Berlino molti hanno nomi francesi, sono discendenti degli ugonotti. Così sia la Kultur tedesca, la Kultur tedesca, crediamo di saperlo a Roma o a Londra, ma per colpa dei nazisti Leitkultur, cultura dominante, è per loro una cosa da evitare. Anche Heimat, la piccola patria personale, è diventata politicamente scorretta perché piaceva a Hitler. A Bonn sono esposte in prevalenza opere di artisti stranieri ma che vivono in Germania. Sono anche loro tedeschi? Non servirebbe un passaporto per diventarlo, ma questa è la realtà quotidiana. Non sono orgoglioso di essere tedesco, disse il tennista Boris Becker quando era ancora un campione. Sono nato qui per caso. Insomma, abbiamo un'identità? Si chiedono i tedeschi. Siamo i germani, i barbari che batterono Roma, quelli di Tacito o di Hitler, di Goethe o della Mercedes. Perché stiamo sui nervi? Si intende al resto del mondo, si chiedeva in copertina Focus nel 96. Forse perché quasi 30 anni dopo continuano a rivolgersi queste domande. Scrive Giardina. Tornando invece alle cose italiche, un articolo che vi segnalo è quello che compare oggi su Avvenire, un'intervista per la verità al questore di Catania, il capo della squadra mobile di Catania, il questore Maurizio Calvino. È allarme baby criminali a Catania, così i clan mafiosi, in questo caso era mafia catanese appunto, reclutano la manodopera. I comportamenti delittuosi dei ragazzi sono equiparabili a quelli della criminalità di Napoli. L'obiettivo è quello di imporre il proprio potere su una piazza di spaccio o su un quartiere. Scontri armati, scorribande stese sul modello napoletano. Dice il questore di Catania Calvino. Il disagio sociale è un serbatoio per le cosche. Catania preda di scorribande criminali, di sparatorie, di agguati, di carusi, cioè appunto i ragazzi che a bordo di scooter scorrazzano armati sparando in aria o contro auto in sosta, come è accaduto il 18 giugno in via Capopassero, periferia nord della città.
3 episodi violenti in 20 giorni, con il ferimento all'addome di un ventenne a Librino, quartiere a sud-ovest del capoluogo, teatro di sanguinosi scontri fra i clan Cappello e Cursoti, non appartenenti a Cosa Nostra. Nell'agosto 2020 furono uccisi 2 affiliati. Fatti come la spavalda imitazione della stesa napoletana che inquietano i cittadini, tanto da indurre il neosindaco Enrico Trannino a chiedere l'aumento delle forze dell'ordine e l'intervento del ministro dell'Interno, Piantedosi. Catania è diventata un'enorme area di spaccio e questo contribuisce al degrado sociale, all'aumento della dispersione scolastica oggi al 25% e alla criminalità minorile, dice l'avvocato Adriana Laudani, presidente dell'Associazione Memoria e Futuro che lavora col Tribunale dei Minori. L'assenza per quasi 2 anni di un amministratore si è percepita, ora servono uomini e mezzi, ma anche un'azione fra istituzioni e società civile. Polizia e carabinieri cercano di dare una lettura all'escalation di violenza per capire se è legata alla spartizione delle piazze di spaccio o a regolamenti di conti. E Avvenire oggi intervista Maurizio Calvino, questore di Catania, già capo della mobile a Palermo, esperto di guerre di mafia. La disamina storica dei fatti criminali indica che ci sono periodi di stabilità duratura e recrudescenze di fenomeni come si sta verificando in questi giorni a Catania. Contrasti di tipo egemonico, volontà di imposizione di gruppi su altri, spesso legate a modifiche degli assetti interni delle fazioni, i cui comportamenti delittuosi sono equiparabili a quelli della criminalità camorristica partenopea. La storia di Catania anche in passato ha rivelato frizioni causate da guerre fra clan per il predominio degli affari illeciti e il tentativo di affermazione di un clan su un altro. Negli anni 90 ci furono guerre di mafia sulla strada, 500 morti. Perché proprio a Catania? La mappa della criminalità mostra la presenza di plurimi sodalizi, quelli che costituiscono vere e proprie articolazioni di Cosa Nostra, e altri distinti, con aspirazioni che puntano al controllo del territorio attraverso feroci azioni criminali, con la presenza di conflitti all'interno degli stessi clan. Quanto accaduto in questi giorni, spiega il questore di Catania, Maurizio Calvino, ad Avvenire, è il risultato di questa frammentazione in molteplici clan che hanno resistito nel tempo, malgrado i ripetuti interventi di tipo repressivo. Ma il reclutamento attinge sempre dai serbatoi del disagio sociale. Le divisioni delle organizzazioni tendono a sfuggire al controllo anche attraverso azioni dimostrative individuali. La finalità può coincidere con quella della singola fazione che rivendica la supremazia persa a seguito di detenzioni in carcere o altro. Quindi l'obiettivo è quello di imporre il proprio potere su una piazza di spaccio, su un affare, su un quartiere. Con scorribande, per esempio, con pistolettate in aria per incutere paura ai cittadini comuni. Più che terrorismo, sono azioni volte a dimostrare che se voglio posso fare un danno enorme. Il destinatario del messaggio o scende a patti o restituisce con gli interessi ed è lì che si alza la tensione. La situazione in città è fuori controllo. Catania, terza città più pericolosa d'Europa. Questo è il quadro della realtà, diciamo così. Poi possiamo fare tanti bei discorsi, parlare di tante belle cose, ma il tessuto sociale reale è questo sostanzialmente. Così come c'è un'altra storia raccontata stavolta dal Corriere della Sera che riguarda tutt'altra zona d'Italia. Siamo in quel del Varesotto, presso Busto Arsizio e dintorni, Madame Cocaina, la vita criminale, la racconta Andrea Galli, pagina 15 del dorso lombardo del Corriere di oggi, la vita criminale di una ventenne marocchina, prima donna con ruoli apicali nei clan degli spacciatori di droga nei boschi, fidanzata del capo. Le chiamate al papà di un ragazzo torturato, sequestrato e torturato, paga e lo avrai, ma era già morto. Nell'ultima inchiesta della Procura di Busto Arsizio contro bande marocchine della droga, che controllano i boschi del Varesotto e non solo, della Brianza fino al ridosso di Milano, comunque nell'ultima inchiesta della Procura di Busto Arsizio 26 richieste di arresti. Ci sono i latitanti, a cominciare da uno dei capi banda, che potrebbe essere tornato in Marocco. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Varese erano iniziate dopo il ritrovamento di un cadavere di un 24enne torturato e ucciso per aver rubato soldi e droga della sua stessa banda. A modo suo, nel suo mondo, scrive oggi Andrea Galli,
Questa donna, ventenne di nazionalità marocchina, figura inedita nello scenario criminale, ha catturato l'interesse investigativo. Fra i medesimi inquirenti, quasi a rimarcare il peso della ragazza, girano dei soprannomi come Madame Cocaina. Nella narrazione dei boschi della droga, Varese è il centro di bande armate di pistole, lame, Kalashnikov. Sono pusher, ma anche sequestratori, torturatori e killer. Non era mai capitato che una donna avesse un ruolo apicale. Non sfugga la base di partenza, senza degenerare, mantenendoci ai dati oggettivi. Stiamo parlando di marocchini, dunque originari di terre maschiliste, scrive il Corriere della Sera, dove i diritti femminili sono spesso violati, specie lontano dalle zone turistiche, che sono poi quelle di provenienza degli spacciatori e di questa ventenne. Madame Cocaina è fidanzata con il capo del clan, quasi azzerato dall'ultima inchiesta della procura di Busto Arsizio, il quale era riparato in Spagna e dovrebbe essere ritornato in Marocco. Per mesi questa ventenne ha mantenuto i contatti tra il latitante e i luogotenenti, deputati al controllo dei boschi del Varesotto e alla gestione dei soldati nascosti fra le pinete e addetti al rifornimento di dosi ai tossicodipendenti italiani. Per la donna viaggi continui, con la meticolosa adozione, viene spiegato, di tecniche per non incappare in controlli delle forze dell'ordine, veicolando ordini, soldi, documenti falsi. Una volta tornata in Lombardia era così autorevole da riuscire a comandare ad affrontare le emergenze. Obiezione legittima, e pur sempre la compagna del boss andava riverita. Certamente, ma come dimostrano le storie sanguinarie di queste bande, un tempo masnade di scappati di casa muniti al massimo di coltellacci da cucina, e adesso invece ricchissimi, dotati di potenti arsenali, con Kalashnikov, caratterizzati da ferocia rara, dilaniati da faide, è il singolo che conta e non il gruppo. Ci si tradisce e ci si ammazza anche tra fratelli. L'omicidio che ha innescato le indagini ha avuto come vittima un 24enne, uno degli spacciatori marocchini, giudicato colpevole di aver rubato denaro e droga ai complici. Andava punito subito. Fonti investigative raccontano di un pestaggio a suo danno proseguito nelle ore, un massacro a mani nude, con oggetti vari, una prolungata agonia prima di essere finito e buttato ai bordi della strada statale 336 che conduce all'aeroporto di Malpensa. Era stata proprio Madame Cocaina, la ventenne, a telefonare al padre del ragazzo e a chiedere un riscatto da 30.000 euro, cioè l'ammontare di quello che il tizio aveva sottratto. Le chiamate erano avvenute sia prima della morte del soggetto, sia i giorni successivi, quando era già morto. Madame Cocaina millantava un rapimento da parte di nemici e giocava con la disperazione di un genitore, mai tradendo alcun moto di pietà. Lo irrideva, gli prospettava un epilogo positivo, quando invece il corpo del soggetto era già stato abbandonato, era morto. Una donna dura, durissima, catturata e trasferita in prigione, a differenza del fidanzato ancora latitante. È difficile pensare, scrive il Corriere della Sera, che questa signorina, confiderà ai magistrati l'esatta collocazione del compagno e di chi lo protegge. Ammesso che al contrario lo faccia, l'assenza di accordi bilaterali tra Italia e Marocco induce a concludere che il balordo non sarà mai preso. In aggiunta non si compie un esercizio di fantasia a considerare il ricercato nella regione di Beni Mellal Kenifra una delle più povere del Marocco. Dispersione scolastica, analfabetismo, villaggi mete del reinvestimento di capitali guadagnati con la droga per aprire macellerie, negozi, attività di tassisti. Soldi sporchi di anime nere, conclude il Corriere della Sera, conficcate nella stragrande maggioranza dei connazionali che hanno fatto la loro emigrazione rispettando le regole, rientrati per accudire gli anziani genitori, permettere ai figli di studiare a Casablanca e a Rabat. Madame Cocaina, procura di Busto Arsizio, i boschi della droga. Questo è un altro spaccato di società reale, diciamo così. Per concludere il ciclo criminale della rassegna stampa di oggi, andiamo in quel di Trieste, il confine est d'Italia. L'antimafia di Trieste, in questo caso lo racconta sul giornale Fausto Biloslavo, ha arrestato una banda di passeur, botte e sonniferi ai minorenni migranti dai Balcani. Indagate 13 persone, violenze ai clandestini per farli marciare verso l'Italia. Il confine est, quello del Friuli Venezia Giulia, è un altro dei posti nei quali
passa il traffico di migranti irregolari. Botte ai migranti che non volevano camminare, sonniferi ai bambini per evitare i pianti che avrebbero allertato passanti o forze dell'ordine. Non solo, i passeur giravano video selfie con le auto di grossa cilindrata utilizzate per passare il confine italiano e mazzette di banconote postandoli su TikTok. L'operazione si chiama The End, la fine, della direzione distrettuale antimafia di Trieste, e ha smantellato una rete di trafficanti di uomini, una trentina di persone, arrestati 11 passeur, 13 ordinanze di custodia cautelare. La banda faceva entrare clandestinamente in Italia migranti provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. La base Trieste. In manette fra lunedì e martedì, soprattutto kosovari e albanesi al di sotto dei 30 anni che vivono a Trieste, anche se la residenza risulta in altre città del nord Italia. Un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quasi tutti con permessi di soggiorno regolari, a partire da un kosovaro arrestato mentre cercava di prendere il volo dall'aeroporto di Trieste. Secondo il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, il boss, soggetto apicale, si chiama Fitin Miftarai, detto Fiti. Intercettazioni, fototrappole, appostamenti hanno permesso di raccogliere le prove necessarie per un'inchiesta che è durata 11 mesi. Nel corso di una conversazione intercettata, il passeur racconta all'organizzatore del traffico che durante l'attraversamento a piedi dei sentieri boschivi fra Croazia, Slovenia e Italia, i migranti non vogliono camminare, tanto che ha cominciato a bastonarli per farli andare avanti. I clandestini però sono alterati dall'ingente assunzione di bevande energetiche che servono per ingannare il senso di stanchezza. Il passeur racconta che uno dei migranti rideva dopo aver beccato una sequenza di schiaffi. Grazie ad altre intercettazioni si scopre che costringevano i bambini ad assumere sonniferi per evitare che piangessero durante il cammino notturno, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La rete andava a prendere i clandestini a piedi in Croazia, per poi portarli a Pomian, in Slovenia, vicino al porto di Capodistria, una ventina di chilometri dall'Italia. La banda di Trieste si occupava dell'ultima tratta in macchina. I passeur avevano a disposizione BMW, Range Rover, macchine di grossa cilindrata di proprietà o noleggiate, ma anche furgoni. I clandestini venivano caricati su alcuni mezzi, altre auto aprivano la strada facendo da staffette per controllare che non ci fossero polizia o posti di blocco. Molto facile arrivare in Italia attraverso i valichi aperti dell'Unione Europea. Gli inquirenti l'hanno definito un vaso di Pandora. La banda era così tranquilla che non si aspettava di essere scoperta. Nell'operazione The End sono state coinvolte, oltre alla squadra mobile di Trieste, quelle di mezza Italia, fino a Reggio Emilia, coordinata dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Polizia. Fondamentale la collaborazione della polizia slovena. Di organizzazioni criminali come questa, però, ha detto Antonio De Nicolo, il capo della Procura di Trieste, ce ne sono tante e finché questa attività sarà così redditizia, ci saranno molti altri pronti a subentrare. È come il traffico di droga. Noi cerchiamo di arrestare chi tiene le fila, ma altri li rimpiazzano subito. E anche questa è un'altra fotografia dell'Italia reale, diciamo così. Da Catania ai boschi del Varesotto a Trieste sono 3 flash fotografici di estremo interesse. Poi continuiamo pure a raccontarci le favole del giorno, alle quali poi passiamo peraltro con le prime pagine dei giornali. Lasciamo anche questa storiaccia da Trieste. Vi segnalo, prima di andare alle prime pagine, sul quotidiano Sanità un articolo dedicato al punto che ha fatto il ministro della Salute Schillaci in Parlamento sulla questione alcol in Italia. 7,7 milioni di italiani consumatori a rischio. Il 10% di incidenti stradali correlati all'alcol. Sono i dati raccolti nella relazione al Parlamento in materia di alcol e problemi alcol correlati. Consumi stabili nel 21, ma aumenta il consumo tra le donne, quello occasionale. Presi in carico dai servizi per le dipendenze 63.000 alcolisti, 45.000 pazienti ricoverati per patologie alcol correlate. La relazione integrale la trovate sul sito del quotidiano Sanità, quotidianosanità.it. E prima di andare alle prime pagine vi segnalo il nostro immancabile, straordinario come sempre, Max del Papa
e le sue cronache dal pianeta scuola, che è peggio del pianeta Pappalla. Qualcuno se lo ricorderà, il pianeta Pappalla, dai vecchissimi caroselli. Era un'invenzione dell'Armando Testa Pubblicità, era un pianeta straordinario nel quale si faceva festa 5 giorni alla settimana. Ed era la pubblicità di un'azienda di elettrodomestici. Nel pianeta Pappalla si faceva la strabella vita. Le cronache dal pianeta scuola, peggio del pianeta Pappalla, scrive il nostro Max. 2 valorosi studenti, per così chiamarli 2 risorse, 2 giovani ragazzi, e già parla da sé questo vezzo scombinato inzuppato nel pleonasmo, si può mai essere altrimenti che giovani, da ragazzi? Insomma, 2 balordi sparano in faccia a una professoressa per filmarsi, la mandano all'ospedale, ma le famiglie minimizzano, sono solo pallini di gomma. Nessuno chiede scusa alla prof che rischia un occhio e resta traumatizzata. Viene il tempo degli esami e i 2 valorosi passano col 9 in condotta. Scandalo, polemiche, al che il ministro Valditara, come si dice, ci mette una pezza, che sarebbe la seguente: abbassare il voto di condotta da 9 a 7 in modo che non ne risenta la promozione. Tutti contenti, buone vacanze. Fosse vivo Carlo Marx, scriverebbe che la storia si ripete sempre, la seconda volta in forma di Atellana, la prima, la seconda di farsa, la terza di circo equestre. Per non essere da meno, anche i genitori dell'altro eroe, che ad Abbiategrasso ha cercato di finire a coltellate un insegnante, annunciano ricorso contro la bocciatura. In fondo cosa ha fatto? E poi quella è viva, sì o no? Testuale. Mentre riscuote in questi giorni un grande spolvero mediatico, un maturando assai virile che ha sfidato, così si autocelebra su Repubblica, la scuola, scrivendo un tema con la Shuba, che sarebbe la cretineria da asilo della vocale rovesciata made in Murgia. Il pianeta scuola, scrive del Papa, è un po' come tutti gli altri pianeti dell'universo Italia. Funziona niente, ma la colpa è sempre degli altri. Così inizia, anzi, siamo alla seconda colonna del pezzo di Max del Papa di stamani su Italia Oggi, pagina 10, il pianeta di Pappalla, la studentessa che alla maturità ha scritto un attimo con l'apostrofo e a volte pretende anche, a volte per dire a volte tutto insieme, pretende anche la lode e forse gliela daranno, direi che è giusto. Nel frattempo Paolo Mieli è stato assolto contro l'onnipresente in questi giorni Pier Camillo Davigo, non lo diffamò. Un'altra batosta per Davigo. Il giudice monocratico del Tribunale di Milano Varanelli ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, che era stato querelato per diffamazione dall'ex componente CSM, ex pubblico ministero di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, il quale si era sentito leso da un passaggio dell'editoriale del 5 giugno 2020 scritto da Paolo Mieli sullo scandalo delle nomine CSM, dopo le frasi in TV di Luca Palamara. Mieli e Davigo sono stati ascoltati dal giudice, il quale ha più volte chiesto a Davigo se l'oggetto delle sue lamentele fosse il passo dell'articolo in cui Mieli esprimeva la propria opinione su quanto detto da Palamara in TV e acquisito soltanto a processo. Senza video, il pubblico ministero aveva messo in deposito gli atti. Ieri il giudice ha invitato la difesa di Davigo a valutare una rimessione della querela. Ma Paolo Mieli ha spiegato che l'avrebbe semmai accettata solo prima e non alla fine di una causa che è stata per lui molto dolorosa. Il Corriere la racconta così. Voi ci avete capito qualcosa? Io niente, perché da questo articolo non si capisce assolutamente nulla della vicenda per cui Paolo Mieli è stato assolto e l'ex PM Davigo ha perso un'altra volta in tribunale. Per capirci qualcosa occorre andare sul Giornale, dove ce la racconta Luca Fazzo. Nuova batosta per Davigo, querela Paolo Mieli ma poi perde. L'ex direttore del Corriere della Sera è stato assolto per gli articoli sulla giustizia. Dice Paolo Mieli: ieri, all'ultima udienza, l'avvocato di Davigo mi ha proposto un accordo. Ho apprezzato il gesto, ma l'ho rifiutato. Ho preferito rischiare la condanna che fare pari e patta, per un motivo semplice. La denuncia di Davigo non era contro l'articolo che ho scritto, ma contro di me, contro il mio ruolo di direttore del Corriere, contro le cose che ho scritto in questi anni sulla giustizia italiana.
E Paolo Mieli, scrive il giornale stamattina, ha fatto bene a non accettare l'accordo. Il fatto non costituisce reato. Sono bastati 34 minuti di Camera di Consiglio al giudice Varanelli per assolvere Paolo Mieli e per rifilare a Davigo un altro dispiacere. Mese orribile il giugno 23 per il dottor Sottile del Pullman Pulite. 9 giorni fa la condanna per aver ricevuto e rivelato i verbali segreti sul caso Eni, Loggia Ungheria. Ieri un'altra sconfitta, altrettanto bruciante visto l'argomento al centro del processo a Paolo Mieli, cioè il ruolo di Davigo e della sua corrente nella gestione delle nomine interne alla magistratura, così come raccontato da Luca Palamara. Ci voleva tanto sul Corriere della Sera a far capire qual era l'oggetto della questione, cioè Mieli aveva criticato, aveva parlato anzi del ruolo della corrente di Davigo nelle nomine raccontate da Palamara all'interno della magistratura. Davigo accusava Mieli di averlo diffamato accostandolo a Palamara e al suo sistema di potere. Il giornalista per 2 volte è andato a sedersi sul banco degli imputati e devo dire, racconta Mieli, che tornare per la prima volta da decenni nel palazzo di giustizia, dove venivo ai tempi di Mani Pulite in veste di imputato, è stato faticoso. Ieri a chiedere l'assoluzione del giornalista non solo il suo difensore, l'avvocato Caterina Malavenda, ma anche il pubblico ministero Paolo Filippini, rappresentante della stessa procura di cui Davigo è stato per decenni una star. Dopo 2 udienze, l'interrogatorio di Davigo e le dichiarazioni spontanee di Mieli, anche il pubblico ministero si è convinto che non ci fosse stata alcuna diffamazione. Cosa aveva detto di così grave Paolo Mieli? Semplicemente aveva riportato quanto detto poche sere prima da Luca Palamara in TV. Palamara ha tenuto a citare il nome dei più importanti procuratori della Repubblica per sottolineare come lui in persona avesse avuto parte nella loro designazione. E talvolta ha lasciato intendere Palamara d'accordo con l'uomo di maggior rilievo nella magistratura italiana, cioè Davigo, quantomeno con qualcuno della sua corrente, aveva scritto Paolo Mieli. Per tutto questo Davigo si era sentito diffamato, ha citato in giudizio Mieli, ha perso. Altra vicenda giudiziario-politica, ci torna sopra oggi Felice Manti dopo averla raccontata ieri, l'indagine del pubblico ministero Gratteri. Chi tocca il PD calabrese rischia una brutta fine. Indagini saltate dal caso De Magistris al PM Facciolla. Tutti i pubblici ministeri che hanno sfiorato il Partito Democratico poi sono finiti nei guai, indagati o trasferiti dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'ultimo blitz 2 giorni fa, finiti sotto indagine l'ex governatore Oliverio e altri democratici. Il procuratore Gratteri lascerà l'incarico in Calabria tra 1 anno, poi spera di essere nominato a Napoli. La morale della favola, però, scrive Felice Manti, è che chi tocca il PD calabrese di solito fa una brutta fine. Le indagini del procuratore capo di Catanzaro Gratteri riaprono questa ferita dei rapporti fra 'ndrangheta e politica in Calabria, con un'ipotesi investigativa che vedrebbe mezzo PD calabrese a Crotone prendere ordini e voti da un potente casato di 'ndrangheta, con la consapevole complicità dell'ex governatore democratico calabrese Mario Oliverio. E ancora una volta siamo allo show, colpendo sempre la stessa parte politica, come se non ci fossero stati più presidenti della regione dopo Oliverio, scriveva su Facebook, anzi ha scritto su Facebook, l'ex deputata del PD Enza Bruno Bossio, sfiorata dall'inchiesta dell'antimafia di Catanzaro con 43 misure cautelari, 123 indagati, per reati che vanno dalla mafia alla pubblica amministrazione. Criticare un'indagine monstre ci sta, soprattutto se nel mirino di Gratteri c'è il compagno della Bruno Bossio, quel Nicola Adamo che è un prezzemolo in tutte le indagini contro il potere affaristico mafioso in Calabria, anche se poi dalle roboanti accuse si raggranellano ben poche condanne. In principio fu proprio Luigi De Magistris con la sua indagine Why Not ad allungare ombre sulla sinistra. Senza riscontri, scrive il giornale. La sua successiva cacciata dalla magistratura grida vendetta per le modalità raccontate da Luca Palamara. E che dire dell'ex braccio destro di Gratteri, Vincenzo Luberto, assolto assieme all'ex deputato PD Aiello dal GUP di Salerno. Sciolte al sole le accuse di concorso in corruzione per atti giudiziari. Poi sono altri casi che raggruppa, che racconta Felice Manti per dimostrare questa tesi. Chi tocca il PD in Calabria, magistrati naturalmente, rischia una brutta fine.
Lasciamo con questo le vicende giudiziarie. Una cosa la segnalo ancora prima di andare a vedere a sto punto con calma le prime pagine dei quotidiani, tanto c'è niente di che come al solito. Le prime pagine sono di una noia mortale, per cercare qualcosa bisogna andare nelle pagine interne. Nella pagina 3 del dorso lombardo del Corriere della Sera una notizia che riguarda l'accordo di quella che fu l'Alitalia, Ita Airways, con la tedesca Lufthansa. Parte la caccia agli slot dell'aeroporto milanese di Linate. L'antitrust europeo ha chiesto di liberare parte dei diritti per decolli e atterraggi, in pressing anche le compagnie low cost. Lo scorso maggio il Ministero dell'Economia e la Lufthansa tedesca hanno raggiunto un accordo per il rilancio di Ita Airways, la compagnia italiana erede di Alitalia dall'ottobre del 21. L'intesa prevede l'ingresso di Lufthansa in Ita, in un primo tempo al 41%. L'investimento è soggetto al via libera delle autorità dell'Unione Europea. Nel dare l'ok, l'Europa, con ogni probabilità, chiederà anche alcune manovre correttive per tutelare la concorrenza. Tra i punti ci dovrebbe essere anche la cessione di alcuni slot all'aeroporto di Linate. Questi slot, liberati da Ita e Lufthansa, saranno poi riassegnati ad altri vettori aerei presenti nella lista d'attesa dell'aeroporto milanese. A questo punto andiamo a vedere le prime pagine. Avvenire apre questa mattina con un reportage di Lucia Capuzzi da Kabul. Afghanistan segreto è il titolo, la nostra inviata con le giovani che poi insegneranno ad altre. Il reportage di Avvenire tra le ragazze che riescono a studiare sotto il regime dei talebani. Così non si spegne l'istruzione nella società in cui la violenza domestica è quasi la regola. E al chiuso si canta Bella ciao, anche in Afghanistan. Così racconta Lucia Capuzzi, pagina 4, i servizi, il reportage dall'Afghanistan segreto dove si continua a studiare sotto il regime dei talebani. Piedi nudi sul tappeto, i veli che si gonfiano, stretta a pugno, la mano destra si avvicina alle labbra, simulando un microfono. Respect, oh yeah, ripete il ritornello del celebre brano dei BTS con la stessa seria leggerezza di milioni di adolescenti che dall'Asia agli Stati Uniti impazziscono per la band sudcoreana e le compagne segnano il ritmo battendo le mani. Una tipica scena di ricreazione in qualunque classe del mondo, solo che qui siamo nel cuore dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, dove la musica è vietata insieme alla danza e allo studio, oltre le elementari, per le ragazze. Questa è la scuola che non c'è. Per trovarla, scrive Lucia Capuzzi, ho dovuto lasciarmi alle spalle Kabul e procedere per qualche ora in direzione nord, fedele a una promessa fatta da Avvenire nel corso della campagna per l'8 marzo. Tenere un laboratorio di giornalismo a un gruppo di ragazzine in un paese in cui alle donne non è permesso essere reporter se non in casi eccezionali. Così in prima pagina su Avvenire. Poi c'è il riserbo sulla missione del cardinale Zuppi, colloqui al Cremlino, mentre altri missili russi arrivano sui civili, Meloni che sfida l'Europa sul MES e le scelte della BCE. Da Avvenire passiamo a dare un'occhiata al Corriere della Sera. C'è perfino Massimo Gramellini che non ci sta dentro da quanto è rimbambito Biden, che ha confuso l'Ucraina con l'Iraq ieri, ha parlato dell'invasione dell'Iraq da parte di Putin. Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, e anche Gramellini è sbigottito da questo rincoglionimento. Mentre in prima pagina sul Corriere della Sera c'è Giorgia Meloni che attacca su MES e BCE, il caso Santanchè, che poi vedremo sommariamente, e i missili sulla pizzeria a Kramatorsk. Giulia e Anna, gemelle tra le 11 vittime. In Svezia il Corano al rogo, la Turchia protesta, vilipendio, la Svezia non può entrare nella NATO e poi poliziotto gli spara alla testa, giovane muore, rivolta a Parigi. E dal Corriere al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, oggi apre sulla doppia missione per la pace in Russia e Ucraina. Tutti bombardano la pace, ma il Papa non si arrende. Zuppi è a Mosca, il cardinale, presidente della conferenza episcopale, e l'elemosiniere del Papa porta viveri agli ucraini. Meloni antipacifisti, ignora il piano del capo dei vescovi, apprezzato da Mosca ma non da Kiev. Salvini ha licenza di insulto a Carola Rackete, il Senato lo ha salvato, mancherebbe pure,
e poi regioni, scambio di casta fra province e terzo mandato per i presidenti. I presidenti potranno candidarsi per la terza volta, in cambio faranno rinascere le province. Un tema appassionantissimo. Per quanto riguarda Santanchè, il Fatto continua la sua campagna, gli autogol di governo e Negma, il caso Visibilia, mozione del PD, conti svelati. Alla Camera la maggioranza ha votato un ordine del giorno del PD che censura l'uso improprio della cassa Covid, citando la società della Santanchè, Visibilia, e il fondo offshore degli Emirati Arabi, Negma, che l'ha finanziata, tiene i conti in Italia alla banca Finnat, quella vicina al Vaticano. La Guardia di Finanza gli chiederà un punto di domanda. In Svezia, scrive ancora il Fatto sopra la testata di oggi, il tribunale autorizza un provocatore a bruciare il Corano, Erdogan insorge e mette il veto sull'entrata della Svezia nella NATO, Putin si infila e dice qui l'Islam viene rispettato. Irritazione della Lega, Meloni attacca la BCE e prepara la giravolta sul MES e poi Corte dei Conti, basta condoni, sono devastanti, mancano 30 miliardi. Così sul Fatto. Dal Fatto passiamo al Giornale, il giornale diretto da Augusto Minzolini ancora per ora. Giorgia le canta all'Europa, è il titolo d'apertura. Alle Camere il Premier ha attaccato la Banca Centrale Europea sulla questione dei tassi di interesse in aumento, una cura dannosa, e poi rinviata l'approvazione del MES. Farlo ora non è interesse dell'Italia. Sulle frodi Covid il sì del governo è un caso, perché il governo ha detto ok a un documento del PD nel quale si citava anche il caso Visibilia come esempio di frodi Covid. Ci si perde su questa storia oggi a dismisura. Nel frattempo la Corte dei Conti e la predica contro i condoni. Da Vigo sconfitto anche Damieri, l'abbiamo visto prima, sapeva della rivolta, ha arrestato il generale Surovikin, accoltellata a morte a Primavalle a 16 anni, uccisa e lasciata tra i rifiuti da un 17enne di origini srilanchesi. Con ciò lasciamo pure il giornale, andiamo a vedere cosa c'è di bello e di interessante sul Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. La solita solfa, Meloni sfida l'Europa sui tassi e sul MES. Siamo alle 8:30, inopinatamente, incredibilmente. Perciò ci fermiamo, dopodiché abbiamo le altre prime pagine di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tende a calare la pressione atmosferica soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, temperature in lieve calo. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud con poche nubi sparse e maggiori coperture nuvolose al nord, con disturbi temporaleschi soprattutto sui settori occidentali. Nel pomeriggio poche variazioni, anche se alcuni temporali potrebbero scoppiare anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, specie versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Nasce oggi, il 29 giugno 1963 in Germania, Anne-Sophie Mutter, anzi. E qua con Daniil Trifonov, pianista russo, suonano Schubert, Il canto del cigno, Serenade. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Mutter perché essere tedesca, Mutter significa anche madre se non vado errato, con Daniil Trifonov. Oggi ci hai tirato fuori 2 interpreti sopraffini, carissimo Federico, ben oltre il normale, come sempre accade nelle eccellenze musicali che eccellentemente tra gli ottimi Federico seleziona tutti i giorni. Ergo, andiamo come un solo uomo, pur essendo sempre in 2 e con una radio distrutta dai fulmini, dal caldo, dai casini per il sistema elettrico. Gli impianti elettrici ieri sono saltati ovunque in tutta Milano, è stata una giornata catastrofica, incredibile, che ha decimato la nostra radio, ma tuttavia andiamo in onda perché siamo fatti di roba bionica, superiore alla media, straordinaria e eccelsa. Tanto è vero che c'è la corsa a comprarci e prima o poi qualcuno ci comprerà. A breve, a brevissimo, qualcuno ci comprerà e noi faremo il salto di qualità verso le galassie interconnesse interstellari dell'avvenire etereo, dell'etere mondiale. Se non ho detto abbastanza cazzate oggi, non ne ho dette mai. Nel frattempo, cosa dobbiamo fare? Andare a dare un'occhiata, per esempio, al Mattino di Napoli. Perché no? Il quotidiano napoletano apre oggi la sua prima pagina con i tassi più alti, una bella stangata per il Sud. Sempre all'insegna del chiagnere e fottere, dossier di Confindustria, penalizzate 160.000 aziende, sarà più difficile l'accesso al credito, ciumbia. Mentre, sempre dalla prima pagina del Mattino di Napoli, non c'è nient'altro da segnalare, e dunque andiamo fiduciosi verso il Tempo, il quotidiano romano che apre con Meloni che sfida l'Europa, il titanico premier italiano sfida l'intera Unione Europea e uscirà vincitrice, spezzeremo le reni a Bruxelles ovviamente, il presidente Lula si lamenta del cibo, si dice deluso dal Quirinale e dall'Eliseo, cioè in Francia e in Spagna si mangia di merda, ha detto il presidente brasiliano in visita. Probabilmente ha anche ragione, chi lo sa. Vediamo il pezzo perché questo decisamente è tra i più interessanti della giornata. A pagina 8 del Tempo di Roma ci sono le lamentele gastronomiche del presidente del Brasile, più che altro per le porzioni, perché a Lula gli piace mangiare tanta roba. Roma e Parigi saranno anche le capitali culinarie del mondo, eppure il presidente brasiliano Lula è rimasto molto insoddisfatto di ciò che gli è stato servito, più che altro di quanto gli è stato servito alle colazioni di lavoro. Lo ha raccontato lui stesso nel suo canale YouTube. Abituato a parlare senza peli sulla lingua, e se ce li ha non sono i suoi, Lula ha raccontato che gli sono state servite porzioni troppo piccole. Ai pranzi ufficiali tutto è piccolo e limitato, non c'è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri. E francamente io non ci sono abituato, ha detto Lula. Ho bisogno della quantità, sarà pure ingordigia, ma mi piace la quantità, ha detto Lula, che probabilmente ha la fame arcaica, quella dei poveri, no? Che hanno fame anche per conto dei loro bisnonni e trisnonni. Il presidente, per quello anche che rubacchiava a destra e a manca, secondo le condanne che ha ricevuto. Ad ogni modo, il presidente, perché mangiava, gli piace mangiare. Il presidente si è anche lamentato di non trovare, quando viaggia, amati piatti brasiliani come la rabada o la gallina dai, non so cosa sia, comunque tutto è molto sofisticato e talvolta non capisci neanche di che cosa si tratta, ha detto in questo caso apprezzabilmente il presidente brasiliano. La sua posizione, forse, però, anche a casa sua è isolata, se è vero che a Palacio do Planalto i suoi diplomatici gli hanno impedito di far servire la feijoada, uno stufato di fagioli neri e maiale alle cene di Stato. Lula ha 77 anni, ha terminato sabato a Copenaghen il tour europeo. Meglio che non parli della cucina danese perché sennò questo qui crea un incidente diplomatico come minimo. In ogni caso il presidente Lula è insoddisfatto, molto insoddisfatto delle porzioni che si servono al Quirinale e all'Eliseo. Con ciò lasciamo la prima pagina del quotidiano romano, Il Tempo, andiamo a Repubblica. La Repubblica apre con Giorgia Meloni che processa l'Unione Europea.
con le due gemelle di 14 anni uccise dal missile a Kramatorsk mentre cenavano, Lukashenko che aiuta Putin per salvare se stesso e Michelle trucidata a Roma e lasciata in un carrello nel quartiere di Primavalle. E infine Giorgio Napolitano. Giuliano Amato gli fa gli auguri. Giorgio Napolitano, quell'idea di patria nata dal riformismo, eccetera, eccetera. Un'altra illustre anziana, Rosellina Archinto, l'arte di costruire con la carta, la ricorda un'altra anziana ancora, Natalia Aspesi. Quindi tra i ricordati e i ricordanti, cioè Natalia Aspesi ricorda Rosellina Archinto, Giuliano Amato ricorda Giorgio Napolitano, facciamo 5 secoli in 4 praticamente. Mentre la Repubblica la lasciamo per andare alla consorella per parte di Loggia, Agnelli Elkan, La Stampa di Torino. I treni in tilt per i cantieri d'estate, finalmente qualcosa di nuovo in una prima pagina. 4 giorni da bollino nero per l'alta velocità a Ferragosto, ci portiamo un po' avanti. Dal 14 al 17 a Sarno, Piacenza, Orte saranno contemporaneamente in funzione i cantieri di rete ferroviaria italiana che spezzeranno in 3 punti il collegamento tra il nord e Roma, Napoli e Salerno. I tempi di percorrenza si allungheranno. Ma stiamo messi male già oggi, perché Gianluca Nicoletti racconta un suo terribile viaggio in treno. Noi all'alba a Reggio con 12 ore di ritardo. È stata dura, ma posso dire che ero tra i 500 passeggeri del Frecciarossa 9587, con un ritardo di 12 ore. Il MES, i tassi, la Meloni, la BCE, il caos, sanzioni, Santanchè, il PD e compagnia bella, l'abbiamo già visto tutta. C'è un'altra notizia. Sabato scorso Madonna, la signora Ciccone, la star mondiale della canzone che fu, è stata trovata incosciente nella sua stanza d'albergo, trasportata d'urgenza in un ospedale di New York dove si troverebbe tuttora nel reparto di terapia intensiva. È andata giù di cotenna, Madonna. In primo piano sulla Stampa, cosa c'è ancora di interessante? Bonaccini che dice che Figliuolo è stata una scelta di partito. Il governo confonde il piano istituzionale con quello di partito. Il generale Figliuolo è sicuramente autorevole, ma sulla scelta del commissario post-alluvione è parso che il problema fosse dire no all'Emilia Romagna, cioè a lui, perché si identifica egli, il presidente, con l'Emilia Romagna. Lucetta Scarafia, allarme culle vuote, basta con l'ipocrisia, il problema demografico, e poi lo scherzo, il titolo del buongiorno di Mattia Feltri. Certe mattine, scrive il figliuolo di Vittorio Feltri, arrivano come una folgorazione. Già mi ero entusiasmato un paio di giorni fa quando avevo letto la sentenza di uno dei migliori, Marc Galeotti, il quale aveva scritto: noi analisti non ci stiamo capendo niente sul golpe, semigolpe o no golpe di Yevgeny Prigozhin, naturalmente. Fra tanti analisti, comprensibilmente alla ricerca di risposte, anche a sostegno della loro chiara fama, a me è apparsa rafforzata la chiara fama di chi risposte non ne aveva, perché non soltanto i titolati, ma anche gli improvvisati sui mezzi a loro disposizione, social e tastiere, avevano qualcosa da dire o da ridire, più probabilmente in opposizione allo schieramento avverso di questa nostra piccola guerra civile dell'opinionismo. E in un andirivieni fra l'accigliato e il sarcastico, che sono le due vere cifre del nostro tempo. E lì la folgorazione. Mi è tornato alla mente un libro del 1967 di Milan Kundera, Lo scherzo, il cui protagonista è un rivoluzionario comunista che finisce vittima della stessa persecuzione da lui inflitta agli altri. Ma non è una tragedia. Nella prosa di Kundera è una farsa che indica l'ambiguità morale dell'umanità. Lo spiega bene un saggio di Alain Finkielkraut. Mentre Kundera racconta la farsa della storia, in Occidente si apre la stagione della contestazione, del tutto opposta, grave, seriosa, in cui la storia è una bestia da domare. Eravamo agelasti patibolari, scrive Finkielkraut, cioè gente che non ci trova niente da ridere. Agelasti. Agelasti, vi confesso che è un termine che non conosco. Agelasti, cioè gente che non ci trova niente da ridere. E oggi, tanti anni dopo, aggiunge Finkielkraut, siamo tutti giullari. La risata sarcastica è la nostra colonna sonora. Agelasti e giullari, i due modi perfetti per non capire, ma senza capirlo, e replicare la farsa.
Cioè siamo passati dalla seriosità al ridere troppo. Boh, sarà anche vero, ma mi sono un po' spaesato, diciamo così, non sono all'altezza. Andiamo a vedere la prima pagina della Verità. L'ultimo, a proposito di scherzo, l'ultimo scherzo di Draghi alla Meloni. Il pezzo d'apertura è di Giorgia Pacione Di Bello, la pesante eredità dei migliori. Il contenzioso sui prelievi relativi agli extra profitti realizzati dalle aziende dell'energia finisce davanti alla Corte Costituzionale. Se il ricorso fosse accolto, si aprirebbe un altro buco miliardario nei conti dello Stato. La verità è che la norma, governo Draghi, è stata scritta molto male, rischia di essere molto pesante per Giorgia Meloni, per i conti pubblici più che altro. Arriva alla Corte Costituzionale la questione degli extra profitti decisi da Draghi, la tassazione degli extra profitti. Il pericolo, in soldoni, appunto è il caso di dirlo, è un buco nel bilancio dello Stato. Alla Corte Costituzionale il ricorso di una azienda relativo all'imposta sui maggiori incassi in campo energetico. Fosse ritenuta illegittima, non solo mancherebbero introiti per 8 miliardi e 2, ma ne andrebbero restituiti 2 miliardi e 700 milioni. Sperende no, mentre sempre dalla prima pagina della Verità, Maurizio Belpietro è il direttore, senza il MES non casca il cielo, anzi ci sono cose interessanti, è giusto tenere duro. Le star che invocano la censura Covid per gli anti-gender, la questione la trovate a pagina 17, Paolo Del Debbio che si occupa degli Stati Uniti che sono in retromarcia sulle follie verdi, Volkswagen taglia le auto elettriche e poi a centropagina Giacomo Amadori sui pubblici ministeri che stringono il cerchio sui Benetton e il Ponte Morandi. Il crollo del ponte di Genova a causa dei mancati investimenti dei Benetton. È a una svolta l'inchiesta della Procura di Roma sul Ponte Morandi. Intanto il garante ha sanzionato la famiglia Benetton per violazione della privacy dei loro clienti. E ancora in primo piano, per chiudere la prima pagina della Verità, il premier che toglie i primi fili alla via della seta con la Cina, Giorgia Meloni, e Antonio Rossitto, su un caso di cronaca, istiga una depressa all'eutanasia, condannato 3 anni e 4 mesi al presidente della società Exit Italia. La donna, 47 anni, fu indirizzata in Svizzera. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere Emilio Coveri, presidente di Exit Italia. Nel 2019, secondo i giudici, istigò al suicidio Alessandra Giordano, 47 anni. Per la Corte la donna è stata spinta a farla finita, anche se era affetta da patologie non irreversibili. Con ciò lasciamo la Verità e andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con Salvini, che sperona la racchete, il Senato dà ragione al leghista, niente processo per averla chiamata zecca. Talvolta, scrive Pietro Senaldi, accadono cose apparentemente marginali, ma che sono una svolta. Ieri il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, che i PM volevano processare perché diede della zecca a Carola Rackete, capitana dei clandestini. Palazzo Madama ha difeso la propria superiorità morale, giuridica e di fatto rispetto a chi aiuta persone a entrare illegalmente in Italia. Dovrebbe essere normale e invece è un evento eccezionale, considerato che il Parlamento spedì a giudizio il medesimo Salvini per aver cercato di opporsi da ministro allo sbarco di migranti irregolari. Schiaffi della Meloni al PD e all'Unione Europea e poi Vittorio Feltri. Nel mio Molise è normale che vinca il centro-destra, regione indomita. Avevo fatto un'esperienza in Molise tanto tempo fa, Vittorio Feltri ogni tanto la racconta. Io conosco le dolci terre e gli abitanti di questo sud, del Molise in particolare, avendolo a lungo frequentato durante la mia adolescenza. Ho vissuto qualche anno in un paesino piccolo e robusto, Guardia Alfiera, bagnato dal Biferno, un fiume trasparente come il cristallo, ricorda Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. E un paesetto arroccato su un monte in cima al quale si erge un campanile appuntito come una matita. Popolo unito da un sentimento comune, la solidarietà. Sono un molisano di adozione, amo questa terra e questa gente che ride perfino delle proprie disgrazie alimentari e sa vincere
ogni battaglia, ricorda Feltri dei Molisani. Rissa tra le Mussolini sull'utero in affitto, Alessandra è per il sì, Rachele Mussolini la attacca e poi Giovanni Sallusti commenta: la maturità chi usa la schwa va bocciato, invece è stato premiato questo studente che usa il segno per evitare le definizioni di genere, maschile, femminile, eccetera. L'appunto di Filippo Facci chiude la prima pagina di Libero, dopo l'incubo dei banchi a rotelle, inutili ma intoccabili, un preside li butta, viene processato a Venezia, e dicevamo quali inchieste? Leggere che il Fatto Quotidiano si lamenta perché il nuovo contratto RAI difetterebbe della valorizzazione del giornalismo di inchiesta fa dimenticare che il giornalismo di inchiesta da noi è stato ucciso non solo dai tempi che corrono, cioè dalla mania delle querele e soprattutto dal dettaglio che un'inchiesta lavorata per mesi oggi viene pagata come un pezzo tirato giù in 10 minuti e che fa più click. Ma è stato ucciso il giornalismo d'inchiesta soprattutto dall'idea che inchiesta significa pubblicare le cartacce dei magistrati, fare da passacarte di inchieste giudiziarie altrui, rincorrendo i magistrati anziché anticiparli. In altre parole, il giornalismo d'inchiesta, scrive Facci, è stato ucciso dallo stile del Fatto Quotidiano. Solo da noi si può ancora chiamare scoop l'anticipazione di un mandato di comparizione per un premier, Berlusconi 21 novembre 94, pubblicato poche ore prima che il destinatario lo rendesse noto e che poi è sfociato in una assoluzione. Solo da noi si può avere la faccia come il Deretano per lamentarsi sul Fatto Quotidiano dove direttore è Marco Travaglio, ma vice direttore è Peter Gomez, uno che le inchieste vere se le ricorda, una visura camerale sa farla, una fonte sa proteggerla e se il vero giornalismo sia questo o fosse quello, in cuor suo lo sa. Così scrive Filippo Facci su Libero. Libero che a questo punto lasciamo per andare a dare un'occhiata al quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua. Il quotidiano apre con la crisi idrica scongiurata in Sicilia, lo dice la regione, ma le aree centro-orientali dell'isola restano sotto stress, mentre da Meloni attacco frontale contro la Banca Centrale Europea, questo però ha a che fare con la politica nazionale. Sulla scuola la regione punta sulle isole minori, siamo ancora in Sicilia. La pagina 4, come sempre, è dedicata al fisco, la Corte dei Conti che dice basta ai condoni. Vediamo anche Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, l'apertura è proprio su questo tema, le sanatorie fiscali deludenti. 4 milioni di contribuenti si sono denunciati, avrebbero dovuto versare 53 miliardi, ne hanno versati soltanto 20. Dunque, per le sanatorie fiscali nelle sanatorie fiscali è stato perso più del 60% del gettito. I 4 milioni e 100 mila contribuenti che hanno aderito alle sanatorie, maturando un conto da 53,8 miliardi, devono ancora pagarne 33,6. Dei 53,8 ne hanno pagati soltanto 20, il resto è a forte rischio di recupero. Aumentano invece gli introiti derivanti da compensazioni, 84 miliardi e mezzo nel 22. Questo dalla relazione della Corte dei Conti pubblicata ieri. Mentre le semplificazioni fiscali in Italia viaggiano come sempre al contrario, 571 pagine di istruzioni soltanto per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi. 571 pagine per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi. Mentre c'è una sentenza di Cassazione richiamata in prima pagina su Italia Oggi per evasione. Può essere prosciolto, per particolare tenuità del fatto, chi salda a rate il suo debito col fisco. Pagina 34 di Italia Oggi. La rubrica diritto e rovescio è stato reso noto in questi giorni il disegno di legge per la riforma del codice della strada che contiene un inasprimento delle pene, nuove fattispecie di reati, ma che lascia aperta la possibilità ai furbi del volante di farla franca troppo spesso. Il comune di Treviso, ad esempio, ha utilizzato per 12 ore il sistema Targa System, che consente, a partire dalle targhe dei veicoli in circolazione, di risalire in collegamento con le banche dati a tutte le caratteristiche delle auto analizzate. Da questa indagine a tappeto si è scoperto che ben 4.500 vetture, per di più a Treviso, punto esclamativo, erano prive di copertura assicurativa.
per cui in caso di incidente il conducente non sarà spesso in grado di rispondere dei risarcimenti. Se non che, visto che la sanzione, in base alla legislazione vigente, va fatta in presenza, questi automobilisti colti in fallo non devono nemmeno pagare la multa del caso. Avere escluso la possibilità delle multe elettroniche significa lasciare spazio a chi vuol danneggiare gli altri. Prosit, scrive Italia Oggi. C'è sempre il Parlamento, però, perché non è un decreto ma un disegno di legge, e lo stesso ministro Salvini ha detto siamo in attesa che il Parlamento migliori il disegno di legge in questione, e da questo punto di vista allora può essere migliorato. Da Italia Oggi al Sole 24 Ore, anche qui l'apertura è sulle sanatorie fiscali, il grande flop. Dalle definizioni agevolate persi 33,6 miliardi rispetto a 53,8 di gettito atteso. E poi c'è la questione del taxi che scarseggiano in Italia. A Roma 3 taxi per 70 persone, centralini KO a Milano, ma la regione non vuole dare 1000 taxi in più chiesti dal sindaco, e qualcuno dice ha ragione Fontana, qualcuno dice no, c'ha torto. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Foglio. Tra le varie cose ce n'è una simpatica, l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Il titolo per un pezzo di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano di ieri. Da Falcone fino a Davigo, l'odio contro certi pubblici ministeri, il titolo dell'articolo di Padellaro sul Fatto. Un intelligente accostamento, commenta Marcenaro, ma Padellaro è uomo di tale cultura e di così avvertito senso critico che avrà senz'altro messo subito in cantiere un argomento il cui titolo è già scritto, due punti virgolette, dalle stanze di Raffaello fino a Vauro, il dispregio contro certa arte. Questa è raffinata ma velenosa. Lasciamo il Foglio, andiamo a vedere velocemente anche Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani. Demolita un'altra fake news, mai usati a Bibbiano, elettroshock sui bambini. Il perito al processo sugli affidi dice del tutto innocua la macchinetta dei ricordi, e i pubblici ministeri sono stati smentiti dai loro stessi testimoni, mentre di spalla c'è, a proposito di magistratura, Nordio, il ministro, che firma la tregua con l'Associazione Nazionale dei Magistrati per la separazione delle carriere. La legge per ora è ferma ai box. C'è poi un'intervista sul Dubbio a Roberto Saviano, il quale piagnucola: Salvini è un intoccabile, ma a me fanno un processo politico, dice lo scrittore, per mancanza di prove. Dai migranti al MES, Giorgia Meloni oggi in Unione Europea prova a fare la voce grossa, e poi Procura Europea, il ministro può scegliere i pubblici ministeri, ma i magistrati non ci stanno. In questi giorni si segnalano polemiche sulle nomine dei magistrati che andranno a far parte della Procura Europea e di Eurojust. La Procura Europea, prevista dal Trattato di Lisbona, è un organismo indipendente dell'Unione Europea, quanto mai importante, perché ha tra l'altro la competenza anche a indagare sulle frodi per i fondi del PNRR. Il ministro Nordio può scegliere chi mandare alla Procura Europea, ma i magistrati non ci stanno. Ce lo vogliamo mandare noi, dicono i magistrati. Anche noi sappiamo dove li vogliamo mandare i magistrati. Mentre lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, la prima pagina dell'agenzia ANSA l'abbiamo già vista, la prima pagina dei quotidiani, e andiamo a vedere adesso anche qualcosa delle pagine di quotidiani che abbiamo messo da parte per la nostra rassegna stampa, ma dopo la seconda pausa musicale. Sono le ore 9, cerchiamo di rispettare la scansione della mezz'ora, ogni mezz'ora un po' di musica per temperare, diciamo, questa intollerabile litania di fesserie che è diventata la rassegna stampa, più bella del mondo peraltro. E attenzione, perché ciò nonostante rimane la rassegna stampa la più ascoltata d'Europa e la più bella del mondo, secondo il sondaggio curato da Alessandra Ghisleri proprio per noi, per Radio Libertà.
Anne-Sophie Mutter. Qua suona il tema di Yoda dal film Star Wars L'impero colpisce ancora, composta da John Williams, l'originale. Diamo subito la linea di nuovo a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari e torniamo a questo punto, sebbene in maniera estremamente succinta, alle pagine degne forse di un certo interesse oggi. Magari vi interessa tutta sta menata della Santanchè, forse, non lo so, il governo ha detto sì a un ordine del giorno contro la Santanchè, poi non era contro la Santanchè, era sulla questione dell'utilizzo della cassa integrazione Covid, citando Visibilia. Allora, siccome si citava Visibilia, la società della Santanchè, e il governo l'ha approvato, quelli del PD sono combinati talmente bene che hanno preso il tutto per una sfiducia alla Santanchè. Peccato che la Santanchè in questo caso si è dimostrata ben superiore a tutte queste stupidaggini, dicendo che è ben contenta lei che abbiano fatto proprio il governo il testo sulla cassa Covid. Come a dire, io sono innocentissima, se c'è da indagare sulla cassa integrazione Covid, fatelo pure. Tutta sta roba qua oggi assorbe una quantità di pagine di giornale incredibili. Su Repubblica 2 pagine, su Visibilia la destra vota contro Santanchè. Elly Schlein ringrazia. Certo che la Schlein deve essere combinata anche lei veramente bene per ringraziare per una puttanata di questo livello. I democratici, il PD, presentano un ordine del giorno che impegna a sanzionare la società, no, a sanzionare chi ha fatto il furbo sul Covid. Siccome la Santanchè dice io non l'ho fatto, sanzionate pure chi lo ha fatto, ma non me ne fotte niente. Comunque la questione è riassunta così. Molto più interessante invece è la lettera di chi? La lettera. Pier Silvio secondo Pier Silvio, mi nutro di fatica fisica e di sport e adoro parlare con la gente. Sono figlio di mio padre, è il commento finale, la più identitaria delle presentazioni, un'introduzione voluta, l'attestazione del marchio di fabbrica B. Berlusconi, passioni, dettagli inediti, qualche precisazione, dalla viva voce di Pier Silvio Berlusconi. L'antefatto è l'articolo apparso su Repubblica il 26 giugno che raccontava i 5 eredi della dinastia Berlusconi. Pier Silvio, figlio di Carla Dall'Oglio, così come Marina, dal 2015 amministratore delegato Mediaset. Lo ha letto questo articolo e in risposta Pier Silvio ha mandato a Repubblica una garbata e sintetica serie di punti che ne tracciano un ritratto intimo. A cominciare dal fisico, un fisico palestratissimo che gli fruttò in tempi passati anche la copertina di Men's Health. Non sono in fissa con il fisico, spiega Pier Silvio Berlusconi mandando questa lettera a Repubblica. E poi chiarisce che la questione è ancora più profonda. Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica e l'esercizio fisico per me è liberatorio. A proposito di libertà, quando faccio sup d'inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto, provo una libertà che diventa quasi un'esperienza spirituale, scrive Pier Silvio Berlusconi a Repubblica. Il corpo resta centrale nella rappresentazione che Pier Silvio dà di se stesso e così nella fatica di cui dice di nutrirsi c'è anche la corsa, ma dice non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie, sono un tipo vecchio stile. Lo stesso per la bici rigorosamente non elettrica, mentre Pier Silvio nega categoricamente di usare uno scooter nei suoi spostamenti alla casa di Portofino, quando torna a Villa Bonomi Bolchini dopo l'atterraggio all'eliporto di Rapallo. Circostanza questa, che spiace contraddirlo, è stata riportata da fonti assolutamente degne di fede, scrive Repubblica. Cioè, avete capito, Repubblica ha scritto l'articolo dei fratelli Berlusconi, no? I primi 2 della prima moglie, gli altri 3. E dopodiché Pier Silvio ha scritto una garbatissima lettera, non di replica ma di precisazioni, e per me Repubblica ci fa il suo bel pezzo oggi. Molto interessante, no? Allo stesso tempo Pier Silvio è di sicuro il più sportivo tra i 5 figli del cavaliere e si vede come tutt'altro che ascetico. Non sono un ipersalutista, dice Pier Silvio Berlusconi, fumo il sigaro e mentre faccio sport pregusto il buon cibo che mangerò subito dopo. Vino rosso, cioccolato, noccioline.
L'amministratore delegato di Mediaset, che tra qualche giorno erediterà un quinto o forse più della fortuna paterna, valutata intorno ai 6 miliardi, spiega anche come percepisce il suo carattere. Sono riservato sì, ma timido no, scrive Pier Silvio a Repubblica. Ovunque io vada faccio amicizia con tutti. I miei figli mi prendono in giro. Adesso papà attacca bottone e parla per un'ora. Da chi avrà preso? E conferma che agli appuntamenti mondani spesso preferisce quelli con i genitori dei compagni di scuola dei figli. Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore. Da chi avrà preso? Perché appunto, scrive egli stesso, sono figlio di mio padre. Repubblica a questo punto, dopo aver fatto questo articolo, si domanda: tutti questi sono dettagli inutili? No, dettagli inutili erano quelli che erano contenuti nell'articolo di Repubblica, se proprio vogliamo, ma comunque non si direbbe, conclude Repubblica, sia perché la costruzione di un personaggio pubblico passa anche da questi particolari, sia perché, mentre si avvicina l'ora dell'apertura del testamento, hanno una curiosità questi qua dei giornali per il testamento di Silvio, che è una roba bestiale. Manco sono lì a spiare dal buco del notaio, dello studio del notaio. Sia perché, mentre si avvicina l'ora del testamento, Pier Silvio dovrà sempre più affrancarsi da una figura paterna ormai scomparsa, scrive Repubblica in veste di psicoanalista. Primo appuntamento martedì prossimo, presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese. Sono combinati molto bene, come la Schlein e come il PD, quelli di Repubblica. Benissimo sono combinati. Mentre sempre da Repubblica c'è una cosa decisamente più interessante, un'intervista a Daniela De Paulis. Chi è costei? Beh, se non lo sapete, è un artista multimediale che insieme all'Istituto di ricerca di intelligenza extraterrestre e grazie all'Agenzia Spaziale Europea ha capito come parlano gli alieni. I miei segnali, una sfida a decifrare la lingua di E.T., niente po' di meno. L'artista multimediale in questione, Daniela De Paulis, ha creato con uno staff di scienziati un ipotetico messaggio di extraterrestri e l'Agenzia Spaziale Europea lo ha diffuso via radio dallo spazio. Quello vero sarà proprio così, distorto e oscuro. Il progetto si chiama A Sign in Space, cioè un segno nello spazio. Il contenuto è di 8 kilobyte. Il messaggio trasmesso dalla sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, TGO, in orbita ed estratto da informatici per decriptarlo. Prima di loro sono stati coinvolti specialisti di segnali radio. La signora De Paulis ha scritto un messaggio, lo ha nascosto tra le onde radio, cercando di immaginarne uno degli alieni. Chissà perché hanno scelto proprio questa qui per immaginare come pensano gli alieni. Deve avere delle qualità straordinarie questa signora. La sfida consiste nel trovarlo e decriptarlo. La piattaforma interattiva Discord permette alle persone da varie parti del mondo di fornire il loro contributo. Allora, vediamo di capirne meglio perché io ci ho capito sì e no. Il segnale è stato captato dai radiotelescopi alle ore 20:15, ora italiana, 24 maggio. Arrivava da Marte. C'era un messaggio nascosto in quella modulazione di onde radio. E ora è partita la corsa a decrittarlo e interpretarlo. Ma attenzione, non è un messaggio degli alieni, gli alieni siamo noi. Il progetto si chiama A Sign in Space, è una prova generale per quando, ma soprattutto se, riusciremo a captare un messaggio da una civiltà extraterrestre, solo che in questo caso il messaggio non l'ha scritto l'extraterrestre, ma questa simpatica signora artista multimediale romana, Daniela De Paulis. Artist in residence al SETI, cioè all'Istituto di ricerca di intelligenza extraterrestre. La signora De Paulis spiega come questa sia soprattutto, non ne avevamo dubbi, un'operazione culturale, una live performance per spingerci e metterci nei panni di E.T. e guardarci allo specchio. Questa colossale stronzata è raccontata a pagina 23 di Repubblica. A pagina invece 31 non possiamo perdere la rubrica invece concita, se ti vesti o se ti spogli. In Catalogna una legge impensabile in Italia. In un paese vicinissimo e in un mondo anni luce lontano dal nostro esiste una legge di parità di trattamento e di non discriminazione, la quale prevede che se vai al mare o in piscina, in una struttura pubblica, nessuno può dirti di coprirti o di svestirti.
Ci vai come vuoi, come ti senti, se c'è un problema è negli occhi di chi guarda. Direte, questione marginale, sciocchezza in un tempo in cui ben altre sono le violenze. Si uccidono civili al ristorante, si lasciano morire migranti nel mare. Certo, essere uccisi è peggio che essere messi alla porta per come sei vestita. È un tipo di sopraffazione più grave l'omicidio, spiega Concita De Gregorio. Tuttavia, non è irrilevante l'uso che il potere fa del corpo, specie delle donne. È una violenza ad altissimo tasso di contagio sociale. È lì che si costruisce il comune sentire, quello che poi ti autorizza a disporre degli altri da te. In Catalogna è entrata in vigore una legge che obbliga i pubblici poteri a non discriminare i cittadini in base alle categorie consuete, ma anche a ignorare come si vestono. È stata la battaglia femminista di un gruppo chiamato, tenetevi forte, Capezzoli Liberi. Se gli uomini possono andare a torso nudo, allora anche le donne, dicono quelli di Capezzoli Liberi. Chi voglia, per esempio, fare il bagno nella piscina municipale indossando il burkini può farlo, perché ci si può coprire o scoprire. Di questi tempi in Italia una norma così non è neanche immaginabile, perché siamo sotto il governo fascista e quindi la battaglia di Capezzoli Liberi non potrebbe essere coronata da successo come in Catalogna. Ho idea che sì, dovremmo essere a questo punto alle 9:15, lo siamo, quindi se riusciamo ci ascoltiamo un altro bel brano musicale e poi la conversazione, come tutti i giovedì a quest'ora, con il direttore di Tempi, Emanuele Boffi.